Massimo Leoni, che ecco qui, è in compagnia del Presidente Di Pietro. Presidente, buongiorno a lei, buongiorno Massimo. Allora, Roberto, Presidente, che spilla il Presidente? Presidente, è tornato il nemico, lei l'ha subito messo nel mirino, l'importante è che Berlusconi non torni al governo, ha detto. Insomma, quello è un modo per l'importante è che riconquistare la sua base. Il programma di Monti e il programma di Berlusconi non tornano al governo, insieme, perché a nostro avviso, dopo che sia il centrodestra che il centrosinistra hanno votato per 50 volte la fiducia al governo Monti e adesso tutti dicono che quel che ha fatto il governo Monti fa schifo, vuol dire che anche loro hanno fatto schifo. La verità è che l'Italia dei Valori è l'unica forza che ha fatto opposizione in questi 5 anni in Parlamento ed oggi si presenta insieme a tutte quelle altre forze politiche, sociali, associazioni, movimenti che nel Paese, nella vita reale, si sono accorti dei danni che ha portato avanti in questi 5 anni di legislatura, prima Berlusconi e poi Monti, e hanno deciso di fare una rivoluzione civile, appunto. E ci siamo uniti tutti insieme in una lista civica intorno a un candidato premier, Antonio Ingroia, che ha fatto il suo dovere da magistrato e che ora vuole fare il suo dovere in politica. Condannati all'opposizione? No, i condannati a casa. E maggioranza e opposizione devono stare in Parlamento, ma al primo posto mandiamo i condannati a casa, perché ce ne stanno troppi in Parlamento e soprattutto nell'era berlusconiana troppi sono andati in Parlamento per non essere condannati fino al punto di farsi leggi per non farsi processare. Ora io credo che sia giunto il momento che a tutti coloro che hanno fatto veramente opposizione sia data la possibilità, e noi dobbiamo avere la responsabilità di unire tutti insieme le nostre forze per portare in Parlamento un po' di società civile, di personalità che sono un punto di riferimento per il Paese reale e che il Paese e il governo, le istituzioni si occupi di tutti i cittadini, non solo dei poteri forti, del sistema bancario, di far quadrare i conti come ha fatto Monti ai danni dei più deboli e più onesti. Bersani è avversario, potenziale alleato, nemico? La rivoluzione civile noi la vogliamo fare contro i governi che hanno usato le istituzioni per farsi gli affari propri, e quindi a cominciare Berlusconi e per finire a Monti. Bersani deve fare una scelta, noi domani andiamo a depositare quasi 1 milione di firme per abrogare l'articolo 18 che ha voluto l'articolo 8, prima Berlusconi e poi Monti, e Bersani deve sapere nella prossima legislatura se vuole stare con noi che vogliamo uno Stato sociale più vicino ai cittadini più deboli, alle famiglie, agli operai, alle piccole e medie imprese, oppure alla grande industria, alla grande finanza. In questo caso, come ha detto Bersani ieri, si alleerà con i moderati, si alleerà con i loro assassini politici. Con Giampaolo Galli candidato nel PD non credo che vengano a depositare firme sull'articolo 18. Però bisogna chiederlo a Vendola, che con noi ha raccolto le firme, e a Bersani bisogna chiedere con chi si allea, con chi vuole ampliare i poteri della Fornero, con chi vuole eliminare l'articolo 18. In studio parlavate di Realpolitik, appunto, sì, no, Roberto? Questo è Paraculpolitik, scusi. A me fa un po' impressione vedere l'onorevole Di Pietro ed ex magistrato Di Pietro con quella spilla di Ingroia, lo dico francamente, mi sembra. Che è successo? Ingroia e Di Pietro sono 2 magistrati, quindi non vedo cosa c'è di diversità. Io faccio vedere questa spilla perché voglio che i cittadini sappiano che dietro questa sigla tanti partiti hanno fatto un passo indietro, tanti movimenti, tante associazioni si sono messi insieme per portare in Parlamento innanzitutto la società civile. Credo che sia un gesto di responsabilità e di umiltà che dovrebbe essere apprezzato. Qui dentro non ci sta scritto chissà chi, c'è scritto un magistrato che per aver fatto il suo dovere l'hanno sbattuto in Guatemala. Insomma, non è che c'è stato a lungo, onorevole Di Pietro. Le volevo chiedere, onorevole, ma se non dovesse vincere, diventare Presidente del Consiglio, Ingroia tornerà in Guatemala o resterà a fare il parlamentare e si dimetterà dalla magistratura o resta in aspettativa? Al di là di questa battuta di poco gusto, io credo che noi abbiamo il dovere come cittadini, mettendoci tutti insieme, di andare in Parlamento per cercare un'alleanza progressista dove 2 principi vogliamo portare avanti. Innanzitutto la questione sociale, perché riteniamo che il governo Monti abbia allargato e divaricato ancora di più la questione sociale, fra pochi che stanno troppo bene e troppi che stanno troppo male. Oggi è Monti che dice che deve modificare l'IMU, l'ICI, l'IVA, che deve riformulare le sue... Ma Ingroia lascerà la magistratura o no? Se dovessimo andare al governo, noi vogliamo andare al governo alleandoci con quelle forze politiche progressiste
tipo il centrosinistra di Bersani, a cui vogliamo invitare ad un atto di resipiscenza operosa. Che senso ha allearsi con chi ha un programma diverso da quello che tu prometti ai tuoi cittadini? Questo non si chiama realpolitik, si chiama appunto furbizia politica. Perché non dice agli ascoltatori che l'Italia dei Valori in questi anni è l'unica formazione politica che si è battuta sui referendum? Chi ha raccolto le firme insieme per quasi 1.200.000 firme per modificare la legge elettorale? Chi ha raccolto le firme per dire no alle centrali nucleari? Chi ha raccolto le firme per dire no all'acqua pubblica? Chi si è battuto all'interno del Parlamento per dire no ai condannati in Parlamento? Allora perché non fa lei candidato premier e chiede a Ingroia di sostenere lei? Ascolti me, perché io non riesco a seguirla in cuffia. Le sto dicendo, l'Italia dei Valori sta facendo esattamente quel che i cittadini hanno chiesto di fare. In questo momento ci sono altri soggetti politici che vogliono fare la stessa cosa che facciamo noi. Perché fa piacere al potere costituito, alla partitocrazia, che noi dovremmo stare divisi? Dice Di Pietro si è messo sotto il cappello di Ingroia, ma guardi che Di Pietro e Ingroia insieme stanno bene, non stanno male. Sta male mandare in Parlamento al posto di Ingroia Dell'Utri, questa è la differenza.